12 discariche abusive scoperte dai carabinieri nell'Agrigentino, 5 le persone denunciate da quella che è una task force per la lotta al fenomeno degli abbandoni di rifiuti, 10 le tonnellate sequestrate. Un imponente servizio è scattato in queste ore dai carabinieri nella città di Agrigento ed in tutta la provincia per contrastare i reati in materia ambientale e soprattutto l'abbandono di rifiuti di ogni genere da parte di cittadini incivili. Oltre ai 50 militari messi in campo con il supporto del reparto speciale dei carabinieri del centro anticrimine Natura sono stati schierati sul territorio. Ad Agrigento diversi individui sono stati beccati, abbandonavano in modo illecito rifiuti solidi urbani, multati per 600 euro lungo la strada statale 118 e lungo la strada statale 189. A Villasete, al villaggio Mosè, individuate e sequestrate discariche di 50 metri e di 600 metri, mentre a Porto Empedocle sono stati fermati e denunciati per trasporto illecito di rifiuti 4 individui. Trasportavano senza autorizzazione oltre 2 quintali di rifiuti urbani. Le operazioni sono state condotte anche in paesi della provincia, ad Siculiana e a Realmonte, dove i militari hanno sequestrato 2 discariche di rifiuti di 250 metri quadrati ed una di 50 metri. A Raffadali i carabinieri hanno denunciato un imprenditore 59enne che aveva realizzato una discarica abusiva contenente rifiuti speciali non pericolosi, estesa per circa 500 metri. Altre importanti operazioni sono state eseguite a Favara con la scoperta di una discarica di 4.000 metri quadrati ed infine a Linosa nella zona di Pozzolana di Ponente dove i carabinieri hanno sequestrato una discarica di circa 800 metri contenente un quantitativo di rottami di vetture, cumuli di inerti, contenitori in ferro ed in plastica. Sul fronte dei rifiuti in Sicilia invece si registra ancora un flop da parte del governo Musumeci per la soluzione dei rifiuti e l'invio all'estero con la differenziata ferma ancora nel territorio siciliano, mentre numerose discariche sono già al collasso ed in via di esaurimento. La regione siciliana ha chiesto aiuto al governo centrale per scongiurare una possibile emergenza. Si aspettano risposte.